Padova è una città dai molti volti, che riconducono ad una storia sola, colta, signorile, operosa, che un po' si nasconde. La città di Giotto, che qui, nella Cappella degli Scrovegni, concepì l'opera sua più grande. La città di Antonio, il santo per definizione, portoghese di nascita, padovano di adozione, tra i più venerati al mondo. La città dei giovani, che qui vengono a farsi dottori nell'università dove studiò Copernico ed insegnò Galileo Galilei. Allora, sono nato a Padova e quindi non so perché, ma mi piace quella Padova che parte dal centro, dal cuore di queste piazze e che lentamente si portano verso Prato della Valle, questa piazza considerata la più grande d'Europa, per poi infilarsi in quella via Luca Belludi e ritrovarsi alla Basilica del Santo. Baldrico Scrovegni, il tuo potere è finito. Antonio, è Padova! Sono sul loggiato di questo meraviglioso Palazzo della Ragione, sorto nel 1220 circa, e qui sotto c'è la bella Piazza delle Erbe che ormai da non so quanti decenni, centinaia d'anni, continua a vendere la frutta e la verdura a questa città. È tutto padovano questo rapporto quotidiano, febbrile, con un mercato che funge da dispensa per la città intera. Un mercato senza tanti fronzoli per gente che bada al sodo ed un'economia che guarda al mondo. Io sono nato penso a 300 metri da questo centro padovano, in questa città che viene considerata la più affrescata d'Italia. Signore, e agli uomini, nel nome di Dio, sei un eretico! E questo palazzo è stato anche il Tribunale di Sant'Antonio, visto che ho fatto un film e ho dedicato 5 anni della mia vita per conoscere quella Padova medievale e questi luoghi frequentati da questo Antonio conosciuto in tutto il mondo. Questa Padova che allora, l'università di allora, vista che è la seconda università più antica al mondo dopo Bologna, questi studenti che proprio qui vicino al Bo frequentavano un'università all'interno di un'osteria che veniva chiamata appunto Bo, perché in questa osteria c'era un cranio di bue. Una Padova misteriosa, una Padova affascinante, una Padova anche democratica di quei tempi e oggi una Padova moderna, tra queste mura ancora che hanno odore di antico, di passato, di questa Padova che oggi viene vissuta con un'attenzione legata soprattutto al commercio, all'industria. Una città accogliente e raccolta al tempo stesso, in cui anche un caffè, il celebre caffè Pedrocchi, è un monumento storico, un ritrovo signorile nel cuore della città, aperto di giorno e di notte. È senza porte e non per modo di dire. Pedrocchi pensò agli studenti e alle loro scarse disponibilità finanziarie. E così ancora oggi nella Sala Verde ognuno può entrare, sedersi e leggere tranquillamente libri e giornali, o darsi all'arte della conversazione, senza l'obbligo di consumare.